L'Università di Padova nell'ambito del sistema dell'innovazione e della conoscenza ha un ruolo molto importante, in modo particolare per quanto riguarda la sua scuola di agraria e medicina veterinaria, in cui insistono 4 dipartimenti che si occupano di formazione e ricerca nell'ambito dell'agricoltura, delle foreste e dell'agroalimentare. Offre strumenti e soluzioni sia dal punto di vista della ricerca di base che della ricerca applicata, andando nella direzione di contribuire all'innovazione nel settore agricolo e permettere quindi un'innovazione concreta e uno sviluppo sostenibile e concreto del sistema agroalimentare. Credo che l'innovazione debba avere 3 caratteristiche fondamentali, usando 3 parole chiave, in modo particolare la prima, la pianificazione dell'innovazione. Abbiamo la necessità di un sistema che discuta di un'evoluzione di lungo termine, di ciò che desideriamo per l'agricoltura, in modo particolare per quanto riguarda i fabbisogni e le priorità da mettere in campo. In secondo luogo, l'innovazione deve essere dimostrabile. Ogni volta che noi la inseriamo dobbiamo essere in grado di garantire che questi risultati siano visibili e concreti a favore del sistema produttivo regionale, ed infine deve essere adottabile da parte delle imprese, ovvero dobbiamo lavorare sull'abbassamento delle barriere per l'adozione di questa innovazione in modo tale che nessuna delle imprese del sistema produttivo siano escluse da questo sistema.